Nuovo appuntamento di Die Pro Die. Quest'oggi parliamo di un libro, Il sole che splende a mezzanotte, firmato da padre Luigi Soletta. In questo diario di missione, ricco di osservazioni e notizie sugli usi e costumi giapponesi, l'apostolato di padre Luigi appare come una via verso la luce, una discesa nel proprio cuore, per dirla con le espressioni dello Zen, grazie alla quale riesce a comunicare l'esperienza che è possibile sognare, un sole che splende a mezzanotte. Andiamo a parlare con padre Luigi Soletta. Lei è stato per 40 anni in Giappone in missione, padre Luigi, una grande esperienza che ha cambiato anche il suo modo di vivere, il suo modo anche di pensare. Sì, certamente. So che lei lo ha scritto durante in questi ultimi 7 anni, quando è nata questa brutta malattia. Sì, 10 anni fa sono dovuto tornare in Italia. Prima mi curavano come depressione. In realtà era un sintomo del morbo di Parkinson, che dopo 3 anni di depressione hanno capito che era il morbo di Parkinson. E quindi ho dovuto lasciare per sempre il Giappone. E avendo lasciato il Giappone ho pensato che scrivendo le mie memorie di questi 40 anni avrei lo stesso continuato a far conoscere la mia missione. Questo quindi era il fine del libro. Non avevo più libri, non avevo altri documenti, niente, perché ero venuto così senza nulla. E mi affidavo unicamente alla memoria, quello che mi passava per la testa, che mi ricordavo, lo scrivevo. Questo libro io credo sia un libro molto semplice, ma è anche un libro molto complicato, perché quando si parla di spiritualità, chissà perché la semplicità diventa poi qualcosa di più complicato, di più importante. È veramente così, sì. Naturalmente per comprendere una spiritualità, poi come quella dello Zen o delle altre spiritualità dell'Oriente, non si possono spiegare a parole, bisogna sperimentarle. Ecco perché forse per alcuni, cominciando anche dal titolo, è difficile capire bene di che spiritualità si tratti. Comunque al di là chiara, il sole che splende a mezzanotte è come per noi il Natale. Cristo che nasce a mezzanotte e illumina ogni uomo che viene in questo mondo, come dice il Vangelo. Questo libro veramente ha una dimensione molto aperta, specialmente nei confronti appunto dei giapponesi, quindi la capacità veramente di dialogare con loro. I giapponesi certamente sono un popolo molto secolarizzato, però credo che abbiano, come ci è stato detto, dei fondamenti validi per poter realizzare con noi un dialogo e noi specificamente realizzare un dialogo con loro, specialmente nei rapporti delle due grandi religioni del Giappone, lo Shintoismo e il Buddismo. Cioè lui fa vedere che le basi della spiritualità sono comuni sia per noi che per loro. Per esempio la ricerca del silenzio, la ricerca della solitudine, riflettere nel cuore della notte quando le attività cessano. Ecco, questa è una base comune che ci relaziona e ci rende facile anche il rapporto con i giapponesi. Però nella spiritualità cristiana c'è forse una peculiarità che loro non hanno, cioè tutti questi elementi che ho riferito sono per noi quasi una tecnica, un modo attraverso il quale noi cerchiamo più facilmente Dio. Però chi opera in noi questa ricerca e chi opera in noi l'orazione, la preghiera, il rapporto con Dio è lo Spirito Santo. Forse questo è un aspetto che insomma non si deve trascurare, per dire qual è la peculiarità della preghiera cristiana in rapporto a quelle forme di preghiera che sono tanto comuni nell'Oriente e del resto anche a noi. Cos'è cambiato padre Soletta in questi 40 anni da missionario? Ma molte cose sono cambiate, altre invece sono rimaste tali quali. È cambiato il mio modo di vedere.
specialmente quello che riguarda la liturgia, per esempio, il modo di pregare dei giapponesi, l'amore al silenzio, l'amore al raccoglimento, l'amore a disporre bene le cose, per i fiori, l'altare, gli adobi, con molta semplicità, mentre invece in Italia abbiamo una grande ricchezza nelle nostre cappelle. Immagini di santi, statue, tappeti, eccetera. In Giappone invece è molto semplice la liturgia. Luigi Soletta merita tutta la nostra stima perché ha passato 40 anni evidentemente in Giappone, ma dove non è andato come semplice missionario, naturalmente questo lo ha fatto, a predicare, a redimere anime, a portarle nel mondo che lui predicava, ma si è umiliato, ha studiato, è entrato in quella comunità facendo un'opera di inculturazione che è meravigliosa perché questo ti porta alla conoscenza dell'altro, come padre Giuseppe Pitau, né più né meno, e un altro grande della Sardegna. Pensate, quest'uomo Pitau è diventato l'unico rettore di un'università giapponese, che è la società più chiusa del mondo, quindi se è riuscito a fare questo. La stessa cosa l'ha fatta in piccolo da una parte, in grande invece Soletta. Soletta è membro della società della Gakure. La società della Gakure è una società che studia quel libro che da noi è stato tradotto come Codice segreto dei samurai, ma che è il libro che è alla base della società samuraica in epoca feudale e alla base della società industriale giapponese di oggi, perché in quel libro ci sono le regole di comportamento sociale. Bene, Soletta ha tradotto questo libro in italiano, uno dei pochi che l'ha tradotto al mondo, e fa parte di questa grossissima società, ha avuto riconoscimenti enormi in Giappone. Da noi è un qualunque padre che ha la sua malattia, se la porta dietro con umiltà. Lei mi ha detto poc'anzi che ho fatto con molto impegno questa mia presentazione, perché ho grande stima di quest'uomo, un uomo che ha trascorso una serie di difficoltà, che ha visto un Giappone crescere da quando era un paese poverissimo fino a diventare la seconda potenza economica del mondo. Poc'anzi qualcuno ha paventato che oggi si guarderà la Cina. La Cina non andrebbe molto avanti se non fosse in simbiosi con l'economia giapponese. Dietro la Cina c'è il Giappone, questo sia ben chiaro. E sicuramente insieme rappresentano quel pericolo giallo, ma non pericolo giallo come lo paventava Mussolini, assolutamente. Un pericolo giallo, cioè una nuova realtà cui noi occidentali dobbiamo bene o male fare riferimento per vivere tutti insieme una vita diversa in un periodo di globalizzazione. Leggete questo libro, ricordiamocelo, Il sole che splende a mezzanotte, un grande libro scritto da un grande padre, Luigi Soletta. Io guardi padre, la ringrazio di cuore, grazie di cuore veramente. Grazie anche a voi.